Allora, eccoci qua. Allora, abbiamo detto più volte il problema della certezza della pena. Sentiamo che cosa dice al riguardo Vittorio Borraccetti, che è stato ex procuratore capo di Venezia, è stato procuratore capo di Venezia, ma sostanzialmente è un magistrato appena andato in pensione, fresco di pensione. Sentiamo. Parliamo di certezza della pena, questo è un problema che i cittadini non riescono a comprendere. Ci aiuti lei? La certezza della pena ha significati diversi, perché immagino che nel senso in cui se ne parla in questo periodo voglia dire certezza che una legge che prevede una sanzione per un delitto verrà applicata e che la persona sconterà la condanna. E poi c'è un approfondimento da fare, nel senso che per la persona che è condannata, certezza della pena non può significare fissità della pena, ma secondo la disciplina data dall'ordinamento penitenziario la pena può essere modulata e può, a seconda del comportamento della persona condannata in carcere, anche ridursi nel tempo della sua esecuzione e anche ridursi come modalità di esecuzione. Mi pare però che oggi l'opinione pubblica abbia più interesse al primo significato dell'espressione, cioè essere sicuri che chi viola la legge viene condannato. Avvocato. Io ho preso tanti appunti perché ho colto molti spunti dalle cose che ho udito, tutte di estremo interesse. Preciso che nella mia attività, qui dovrò richiamare la regia perché c'è una T sola nel mio cognome, che è un reato gravemente punito in Italia, sulla stringa che compare. C'era una T sola? C'era una T sola gravissima. Quindi con due T, 2 T, Frattallone, grazie. con 2 T, che correggiamo la grafica, Frattallone. Dicevo, a me capita nell'attività professionale di svolgere spesso l'attività di difesa dell'indagato o dell'imputato, quindi della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se è innocente, ma durante tutto il periodo del procedimento penale, oppure quando il pubblico ministero decide di sostenere processo contro di lui, esercita l'azione penale e quindi diventa imputato. Altre volte, come è successo oggi pomeriggio, di assistere la persona offesa, la vittima del reato che chiede giustizia al giudice. Quindi vivo questa realtà a Padova, ma più in generale in Italia. Di fronte a che situazione ci troviamo noi? Ci troviamo di fronte, l'ha accennata prima l'amico Cesaro, ma ha secondo me fenomeni e ripercussioni molto più ampie, a un legislatore italiano che in aprile decide di rendere non punibili tutti i reati, salvo tolto qualcuno, che hanno una pena non superiore alla reclusione a 5 anni. Questo poi tra l'altro è stato pubblicizzato pochissimo. Non è stato praticamente detto. Ecco, esatto. Non se ne è parlato lo stanno gli operatori del minimamente. settore e i criminali. Perché il criminale è la prima cosa che si informa quando va in carcere, di solito conosce il codice molto meglio Avvocato, di me. scusi, ci faccia qualche esempio di reati al di sotto dei 5 anni che quindi sono stati... Un cazzotto in faccia. Perfetto. Poi qualcos'altro che riguarda i reati predatori. Cioè, ce ne sono talmente tanti che, ma qualsiasi cosa. Ma anche quando parliamo di furti... Vi faccio un esempio perché ho difeso una certa persona a Milano in un procedimento sottrazione di email, accesso abusivo al sistema informatico nell'ambito di alcune società, quindi anche reati che poi possono avere una certa rilevanza. Ma anche contro il patrimonio, nel senso di quelli che riguardano attività commerciali. Guardate che la maggior parte dei reati sono sotto i 5 anni, sono pochi quelli che hanno una pena superiore. L'uso di una carta di credito di qualcun altro, i fenomeni di riciclaggio nelle sue varie fattispecie sono puniti magari fino a 15, ma la regola è che sono sotto i 4 o sotto i 5. Quindi la scelta cosa è stata? Prendiamo un codice, questo è un codice commentato, mi diverto a farlo, prendiamo le pagine e le strappiamo. Questo non è più reato, o meglio no, perché la farsa italiana è un po' diversa, è reato lo stesso, ti faccio processo, ma poi il giudice volta per volta deciderà di dichiarare che il fatto non è punibile, cioè è stata introdotta una causa speciale di non punibilità. Ma è costoso? Costa allo Stato e costa un sacco, costa dal stipendio del poliziotto che è andato ad acciuffarlo in strada, ha fatto procedimento di convalida e quant'altro, o a quello che ha fatto le indagini,
ma costa anche allo Stato, che deve svolgere tutte le attività, comprese le notificazioni. Cioè ci sono attività che non si vedono. È la discrezionalità del giudice. Ma la discrezionalità del giudice nel nostro neanche. ordinamento è tra un minimo e un massimo di una pena, essenzialmente, e in questo salto, diciamo, tra minimo e il massimo, il giudice decide cosa fare. La discrezionalità del giudice è anche, ovviamente, se assolvere o condannare, e deve rispondere motivando una sentenza, oppure di ritenere che il fatto sia più grave o più lieve. Qui invece che cosa è stata fatta? Chiamiamola col suo nome, è stata fatta un'amnistia camuffata da, anziché l'automatismo, tutti quelli che hanno fatto una violenza sessuale fino alla data del sono non punibili. Adesso si è detto tutti quelli che hanno fatto reati fino alla data, senza data, anche fatti successivi, ma sotto i 5 anni, valuterà il giudice se archiviare o no. Diciamo che il più delle volte, io ne ho tenuta una anche l'altro giorno, rappresenti al giudice: guarda che questo qui non ha procedimenti successivi, quindi il fatto non è abituale, perché questo è un altro requisito. Ne ha fatti qualcuno in passato, però è stato l'ultimo, quindi tra quando è stato incriminato e il processo non ne ha fatti altri. Ha anche dato magari un modesto risarcimento alla persona offesa, gli ha dato un assegno, gliel'ha mandato, gli ha fatto le scuse. Beh, articolo 131 bis è stato inserito come una zeppa dentro il codice penale, causa speciale di non punibilità. La persona offesa se l'incarta, farà la causa al giudice civile se lo vuole. Questo che cosa significa? Che deve pagare le marche da bollo del contributo unificato allo Stato, dovrà aspettare alcuni anni, quando se avesse fatto processo penale si costituiva parte civile e otteneva in tempi ristretti il suo risultato, e dovrà seguire in mezzo alla causa del condominio, dell'incidente stradale, dell'eredità, dei divorzi, vengono tutte trattate insieme e tratteranno anche quella del risarcimento di quella povera vittima di reato. E questa cosa è allucinante, perché il 19 novembre, ascoltatemi perché è importante, il Ministro della Giustizia Orlando, in attuazione della legge 67 del 2014, ha sottoposto al Consiglio dei Ministri, che ha fatto un esame preliminare, il nuovo decreto legislativo sulla depenalizzazione. Quindi adesso ne arriva un'altra ancora. Infatti io ero rimasta questa qua che doveva arrivare. Questa cosa che vi sto dicendo è di aprile, e quella di aprile sta portando gli effetti in questi giorni nelle aule di giustizia. C'è un'ulteriore depenalizzazione che riguarderebbe cosa? Un'ulteriore depenalizzazione. Che riguarderebbe cosa? Tutta una serie di reati, non l'occupazione di edifici per esempio, ma l'uso mi pare di carte falsificate, di scritture private falsificate. Insomma, fantastico. Il furto tra comproprietari, per esempio. Ma perché la vostra categoria non fa questo annuncio? La nostra categoria fa queste cose, le segnala al governo, è che spesso queste leggi vengono fatte senza interpellarci, che è un grosso problema. Magari viene sentita l'Associazione Nazionale Magistrati e spesso non viene sentita l'avvocatura. Sono leggi fatte spessissimo da persone che di diritto non conoscono nulla o quasi nulla. Attenzione, depenalizzare questi reati cosa significa? Introdurre una sanzione civile, cioè ti chiederanno di pagare da 100 euro, mi pare 8.000, che chiaramente di regola si applica al minimo, e poi ti devi fare la causa civile. Quindi di nuovo andiamo a intasare i tribunali civili la persona offesa che ha subito quel reato, ma rinuncerà, rimetterà la querela, dirà ma basta, non ce la faccio. Le faccio una domanda. Scusi, questo era solo il primo punto che volevo dire. Sì, no, visto se ho capito. Quindi lei dice, sulla base di questa depenalizzazione, per vari motivi, noi non possiamo metterci, non siamo al governo, quindi non possiamo dire, potrebbero nascere ulteriori problematiche che poi si traducono attraverso l'oblazione in una sanzione economica, laddove è possibile e quant'altro. Ecco. Ma quello, avvocato, che io, persona qualunque, e vorrei un attimo che lei mi specificasse meglio, è nella commisurazione, nell'esecuzione della pena. Non tanto andare a disquisire sul fatto del legislatore come ha legiferato, che purtroppo noi prendiamo atto di questo, no? Cioè il problema del cittadino qualsiasi è quello di dire: ma una volta che viene condannato sta persona, la pena che gli viene commisurata è giusta? Siccome di poi regola... la fa questa pena, perché non la fa? Ecco. Allora, la regola è che la pena viene scontata tramite una serie di misure alternative alla detenzione. In carcere di regola non ci si va. Questo è il passaggio, questo è un problema esecutivo, quindi dopo che c'è stata una sentenza definitiva, che non è un problema di poco momento, perché nel momento preciso in cui ci sono pene di regola fino a 3 anni, dove di fatto in galera non si va, vuol dire che la maggior parte dei reati, quelli magari più sentiti, non punisci. Però abbiamo altri fenomeni che incidono su questa cosa.
Ho un processo a Trento in particolare dove è stato disposto adesso dal giudice un altro rinvio di 1 anno dopo che abbiamo fatto fare indagini. Io difendo la persona offesa, quindi avevo interesse che il processo venisse fatto. Abbiamo portato materiale da cui risulta che l'imputato aveva un domicilio in Italia in un certo posto. Abbiamo detto andate a fare le indagini. In base a questa legge recente non si può più fare processo in contumacia. Vi ricordate il processo a Craxi? Lui era da Mamet, gli hanno fatto il processo e l'hanno condannato. Adesso non si applica più questo sistema, abbiamo voluto copiare dagli americani, il processo in contumacia non esiste. Quindi se uno non c'è, il processo non lo puoi fare. In Albania il processo non lo puoi fare, quindi qui abbiamo una persona, abbiamo fatto fare le indagini tramite la Interpol, dove siamo riusciti a dire facciamogli la notifica nella sua residenza, nella fattispecie mi sembra che fosse Romania, ma potremmo dire una nazione piuttosto che l'altra, e lì non hanno ritirato il plico. Quindi non riusciamo a fare la notifica del primo atto del decreto di citazione a giudizio. Però gli italiani non vale questo. Però gli italiani non vale, è un ulteriore problema. Se non ritiri il plico, vieni condannato. 10 giorni. 10 giorni. Perché non allora, raccomandate normali per sono gli 30. italiani Gli atti giudiziari sono 10 giorni. Cosa vuol dire? Allora questo che cosa vuol dire? Che questa nuova modifica legislativa che è stata introdotta e che è in vigore nei processi di tutti i giorni fa sì che se il reato te lo commette uno sconosciuto spessissimo non riesce a far partire il processo, cioè non solo il procedimento e le indagini ma la fase 2, il dibattimento, quando l'avvocato indossa la toga e devi discutere. Non puoi fare il processo, quindi in aula abbiamo la persona offesa e il suo difensore, il giudice, il pubblico ministero, l'avvocato difensore dell'imputato, l'imputato non c'è e non si riesce a trovarlo e siccome non si riesce a fargli la prima notifica il processo si ferma, viene sospeso, viene inviato fra un anno sperando che lo troviamo. Questa è una situazione aberrante. Allora, quando si parla di percezione della legalità, e io sono della illegalità, sono d'accordo, ricordiamoci che se la gente dice sono insicuro, non esco di casa la sera o esco e torno a casa prima, cala il commercio, cala l'attività, ma cala le persone che vengono nello studio, io ho lo studio in Galleria Trieste, che dopo una certa ora dicono meglio che dirà non vengo avvocato, mi fissi l'appuntamento presto. Quindi il problema c'è per tutti. I bar chiudono prima, dopo che chiudono i bar alle 17, escono le persone che lavorano nelle banche e nelle compagnie di assicurazioni. In zona Boschetti c'è il coprifuoco, ma manca il fuoco, manca il controllo di fatto. Allora questo si traduce... Posso surrogare quello che hai detto tu? Questo si traduce, se mi consenti solo, in un innalzamento della percezione e della paura di quelle persone che o hanno subito un furto direttamente e cominciano ad avere sfiducia nel sistema giustizia, che comprende dalle forze dell'ordine, tanto non li troveranno mai, ai giudici, eccetera, oppure non denunciano il fatto. Perché dicono, cosa vuoi che lo vada a denunciare che mi hanno rotto il vetro della macchina? Dopo devo andare in tribunale, mi rinviano il processo 10 volte, mi costa, quindi non denuncio. Quella fascia che è stata indicata prima, fascia nera, fascia grigia, che volete chiamarla, è in costante crescita. È quello il dato preoccupante. Allora no, io siccome solo un secondo per dare un dato, siccome lui ha parlato di questi, mi pare 122. Stiamo parlando di commercio stasera, giusto? Allora, la depenalizzazione, se le fonti in internet che ho controllato sono corrette, ma l'avvocato forse poi potrà confermarmelo o meno, è stato depenalizzato il reato 4,44. Ancora sarà? Sì. Vabbè, ma comunque l'intenzione è quella. 444 codice penale, commercio di sostanze alimentari nocive, depenalizzato, sarà depenalizzato. Poi il 515, frode nell'esercizio del commercio. Poi l'ultimo, dulcis in fundo, adulterazione o contraffazione di cose in danno alla pubblica salute, articolo 441 del codice penale. E voi vi rompete, posso dirlo, un inglesismo, vi rompete le scatole a fare queste battaglie qua, ma avete visto? Cioè sto qua che mette in giro alimentari adulterati, giochetti per i bambini, così, e i bambini poi li metti sul comodino, diventano fosforescenti di notte, di far luce in camera, tu non gli puoi far niente. Pagherà una multa con un divieto di sosta. Sì, ma pagherà il minimo, come dicevi tu, perché da 1.000 a 5.000 pagherà 1.000 euro, poi non li pagherà neanche perché non ha niente. Ma vi rendete conto? Scusami, Rossi, questo è il segnale che dai alla pubblica opinione. È un segnale di... Come si può dire? Tu puoi fare quello che vuoi, tanto sei in Italia e nessuno ti fa nulla. E lascia pure che Ferretti corra dietro ai delinquenti, ma cosa corri dietro? Questo te lo confermo perché quando assiste una persona che viene arrestata e di cui viene chiesta l'estradizione, parlo soprattutto nei paesi dell'est, la prima cosa che ti dicono è: avvocato,
qualunque cosa, ma io là non ci devo tornare perché in carcere là non ci voglio stare perché mi tagliano la gola. Siccome è la prima cosa che viene detta, tu dici io chiedo che sia applicata la legge. Quindi lo chiedo. Sì, ma sono cose normali, cioè temono il carcere lì. Non lo sappiamo. Allora, perché lo temono lì? Perché sanno che lì è più duro. Perché se ti danno il carcere, misure alternative alla detenzione, poche ce ne sono, e se ti beccano la seconda volta, se non ti tagliano le mani, ci vanno vicino. Allora, non che sia giusto tagliare le mani, non che sia giusto le munizioni libere per tutti, ok? Però il problema esiste. Ti prendo, la galera te la devi fare veramente. Allora, è chiaro che il giudice applica la legge, certe leggi vanno cambiate, perché se nessuno finisce in galera, il problema esiste. Volevo precisare un'altra cosa, però. Ti chiedo solo scusa, sì. però. No. Quando un cittadino, voglio dire, assale un carabiniere e lo accoltella, non è sufficientemente grave per metterlo in carcere? Allora, dov'è il limite del grave o non grave a questo punto? Che voi avete paura di le forze dell'ordine, aggressione a pubblico ufficiale, Luciani, era tentato omicidio lì, era che era tentato omicidio non va dentro. Gli hanno dato il diritto di dimora nel comune della provincia di Padova. Cioè, capite che voglio dire, che corre via un carabiniere a strada, nessun problema, tanto sei ma dai, allora, insomma è una roba che ha dell'incredibile. Vi posso dire un'altra cosa ancora. Fa la ringa, non fa un intervento, fa la ringa. Prima la parola Rossi. Ho ascoltato prima quando hai parlato. Ma una cosa che vorrei sentire poi da lei. No, volevo parlarvi di privacy e telecamere e investigatori. Poi mi dà una risposta. Sì. I suoi clienti. Sì. Che sono di regola persone oneste. No, vorrei dirlo. Come viene percepito quello che ha subito il furto, l'aggressione? Cosa dicono? Cioè, si sentono impotenti. È quello che volevo dire. Si non sentono è che poi sfiduciati. Passiamo dall'impotenza sfiduciati a cominciamo a prendere le misure. Sì. Sono d'accordo su questa cosa, ma cioè io lo racconto, ripeto, perché sono spessissimo, adesso le dà Nicola Rossi sono spessissimo parte civile, quindi vivo il processo e tu come parte civile dentro il processo penale che cosa fai? Chiedi il risarcimento del danno, ma in realtà raccogli prove, spesso che il pubblico ministero non ha raccolto perché accade, e fai in modo che venga fatto processo, venga accertata la verità e venga soprattutto acclarata la responsabilità. Quindi è un compito quasi di supplenza, di affiancamento, di sussidiarietà rispetto a quello che ha fatto il procuratore della Repubblica. Un attimo sull'avvocato, perché c'è Rossi che deve dare un dato a supporto. Il problema della reazione successiva c'è e lo riscontriamo sempre nelle solite indagini che facciamo. Il possesso di un'arma oggi è ormai del 7% circa, ma non è solo il 7%, non è quello il dato, sono gli altri 11% che pensano a breve di dotarsi, di potersi difendere, perché attenzione, il problema dell'autodifesa, poi l'avvocato mi può meglio, è un problema serio, perché cosa vuol dire autodifesa? Allora io sono alto 1,60 m, mettiamo, ho un fisico modesto, mi arriva Marcantoni di 2 metri per 2 quintali, ma insomma credo che non un pugno perché è troppo, ma uno schiaffone t'ammazza, cioè diventa un'arma letale. Allora, il concetto di autodifesa è tutto da rivedere in funzione, ora io ho estremizzato chiaramente la cosa, ma è realistica la situazione. Però il problema qual è? È quello che tu senti per strada, che tu senti tra la gente, dice sì va bene, cosa devo fare? Hai il coltello e devo rispondere col coltello, qual è la parità di difesa? La proporzione. Alle mani io rispondo con le mani, come faccio se io sono alto 1,50 m e sto qua alto 2 metri? E non ho dimestichezza con le armi? Non esiste. Allora, la reazione però poi c'è, giustamente. Se noi avremmo questi dati che dovessero concretizzarsi nell'arco dei prossimi anni, cioè un 20% dei commercianti armati in questo modo, beh, è pericolosissimo. Nicola, è pericolosissimo. Stanno succedendo queste cose però. Ma certo. Perché vedi che sono in itinere. reagendo, la gente ma certo, sono in itinere queste, perché tu ti senti talmente abbandonato, se vuoi, da un certo punto di vista. E a un certo punto devi fare qualcosa. Tu dici, sei sicuro di andare sotto processo, magari anche di essere condannato, però hai salvato tua moglie, i tuoi figli. Rossi, meglio un cattivo processo che un buon funerale. Bravo, ed è quello che dicono. Pur se sai che andrai in processo, però salverai tua moglie, i tuoi figli e te stesso. E allora questo fa pensare, perché questa è la considerazione finale. Ci stiamo
aggrovigliando. No, non è aggrovigliando. Delle leggi corrette che tengono conto di tutto, altrimenti non ne veniamo fuori. Guardate, un attimo solo che sposato e fare una domanda. Sì, volevo... adesso Nicola Rossi apriva l'altro argomento, quello della legittima difesa, probabilmente ha accennato anche alla violazione di domicilio, quindi è tutto un ambito, tutto da sviluppare. Io però torno a quello che è la percezione dell'agente comune, no? E che poi è il nostro oggetto principale questa sera di discussione, cioè del perché le pene non vengono commisurate e del perché le pene non vengono poi eseguite. E allora mi piacerebbe che l'avvocato, siccome è un tecnico, spiegasse alla gente che ci sta ascoltando e ci sta vedendo cosa succede quando il giudice si trova in questi due momenti, perché c'è molta discrezionalità del giudice. Il giudice francese ne ha molta di più di quello italiano, no? Per antonomasia, ma il nostro giudice ha tanta discrezionalità. Allora alla gente comune cerchiamo di spiegare il perché, come diceva prima Rossi, uno delinque, viene condannato e poi è spasso il giorno dopo. Cosa succede? Con qualche esempio pratico, per far capire. Un attimo solo, avvocato, io vorrei mettere a questo punto, chiedo alla regia, il terzo blocco dell'intervista sempre al nostro magistrato, dove si parla appunto di inasprimento tra l'altro della pena, che così le dà anche il là. Che cosa ne pensa il magistrato? Anche se il problema non è l'inasprimento delle pene quando me li metti fuori. Esatto. 10 anni fuori, 3 anni fuori cambia niente. Esatto, però arrivando al paradosso, sentiamo l'intervista e poi l'avvocato risponde. Vediamo un attimo la terza parte dell'intervista. È Las Vegas del crimine. La sua esperienza, che lei ormai segue anche fatti di cronaca abitualmente, ha lavorato nel veneziano, ha avuto a che fare con situazioni molto complesse, come deterrente contro queste forme di recrudescenza, di violenza, di atti violenti, di delitti, di reati e di mafie. Cosa si può fare? Inasprire le pene o rivedere la normativa? Dunque, i fenomeni criminali da fronteggiare sono molto diversi, insomma, vanno dalla criminalità organizzata alla criminalità che noi definiamo predatoria, quella che forse impressiona di più le persone nella loro esistenza quotidiana. Sono dell'idea che gli strumenti legislativi ci siano idonei, sufficienti. Inasprire le pene, a mio modo di vedere, non serve granché, non è mai la pena più severa ad essere un vero deterrente per chi vuole commettere il reato, piuttosto, come dicevamo all'inizio, è la probabilità di essere individuato, arrestato e processato che può essere un efficace deterrente. Per cui, tornando a quello che dicevamo all'inizio, probabilmente una capacità di controllo del territorio, come si diceva una volta, molto efficace da parte delle forze di polizia, che funzioni anche da prevenzione, e dall'altra parte una giustizia penale concentrata sui reati più gravi. Ecco, anche qui mi collego a quello che dicevo poco fa: se noi riducessimo il diritto penale ai fatti più gravi, a quelli che seriamente mettono in pericolo i beni delle persone e delle collettività, forse potremmo avere maggiori risorse per dare delle risposte più efficaci, più tempestive e più rassicuranti anche per i cittadini. Non è facile però fare quello che ho appena detto. Edison Mariva deve dire qualche cosa, poi passo la parola all'avvocato. Volevo collegandoci anche a quanto... sostanzialmente le opinioni di molti che ho sentito, naturalmente con toni diversi perché ciascuno ha la sua sensibilità. Io volevo un attimo ricondurre il ragionamento su un aspetto che determina il tasso di insicurezza degli operatori commerciali. Insicurezza che invece non ritrovo dalla parte dei cittadini consumatori, ma faccio un esempio molto, molto concreto. Sulle spiagge, la scorsa estate, ci sono stati degli interventi della polizia locale molto decisi nei confronti di quelli che chiamiamo Vucumpra e che sicuramente vendevano prodotti contraffatti dietro una cabina di regia che era anche internazionale, quindi non sono i poveri neri, come li chiamiamo noi, che fanno questa attività. Bene, è sintomatico vedere come
chi era in spiaggia Gli portava da bere, da mangiare. difendeva questi. Difendeva, sì. Ecco, Allora, e poi rivado con la mente ad anni fa quando venne introdotto il divieto di fumo nei locali pubblici. Tutta l'Europa pensava che questa Italia, che per prima applicava questa norma, non ce la facesse. L'Italia ha una percezione della legalità che è molto vaga, come tutti sappiamo. Elastica. E invece è andata. E perché? Per la legge semplice? Perché non aveva deroga? No, per il senso civico degli italiani. Bravo. Il miglior controllo, non me ne abbiano le forze dell'ordine, ma è quello che il cittadino fa nei confronti del cittadino che evade, che corrompe, che si comporta male. Ecco, questo noi dobbiamo fare leva. E a me piace molto questa iniziativa della CGIL, cioè non ci casco, perché è molto utile. Poi bisogna essere anche un po' sofisticati, ma solo 2 numeri. Esiste in tutti i mercati, esistono 2 mercati, quello ufficiale legale e quello parallelo e illegale. Nel terziario, in Veneto, esistono anche 2 mercati. No, non sempre parallelo e illegale, chiedo scusa, no. No, quello che definisco io, no, lo chiamo io, non che il parallelo sia sempre illegale. No, ecco. illegale, diciamo. Parliamo di mercato illegale, mi sta bene. Ecco, vabbè, io il parallelo perché spesso quando per esempio il mercato illegale è fatto da false sagre, allora le sagre sono un'attività legale, se però vengono interpretate male come gli agriturismi e come i circoli privati diventano falsi, evidente. Sono 414 sagre. No, aspetta, ho i dati io della regione, ma non lasciamo stare le sagre. Allora ci sono 160.000 imprese regolari, ufficiali. Bene, c'è un mercato legale in cui si muovono organizzazioni e enti che vendono prodotti e servizi contraffatti e che in parte godono di regimi agevolati. Ora, c'è una rapina sistematica anno dopo anno superiore agli 800 milioni di euro da parte di questo mercato illegale, accedo alla sua definizione, che rappresenta il 2% del fatturato complessivo del terziario, che fatto sugli utili rappresenta il 20-25% degli utili dei regolari. Allora, questo alimenta un'economia criminale. Ci sono a rischio imprese nella nostra regione pari a 1.500 che possono uscire dal mercato perché questi soldi vengono portati via dai loro fatturati e 6.000 posti di lavoro che rischiano di andare via. Allora, tutto questo, dove sono i consumatori? Posso intervenire? Aspetta un attimo, dove sono i consumatori? Non c'è un'associazione dei consumatori che abbia speso una parola sui giornali, che abbia cercato di educare. Quando un cittadino entra in un negozio, acquista della merce, prima l'abbiamo detto ma chiariamolo meglio, chiarissimo, dove si fa dare lo scontrino, con quello scontrino può rivendicare la presunta truffa, il prodotto avariato. Senza quello scontrino, in questo mercato illegale, questa rivalsa non c'è, è un diritto del consumatore. Chi tutela i consumatori? I commercianti, perché devono tutelare i clienti, ma sarebbero l'associazione dei consumatori. Senso civico e responsabilizzazione. Ma allora posso fare solo un esempio validissimo sui consumatori? Un esempio perché tra l'altro è anche dell'attività in cui lavoro io. Allora, i famosi CD vergini che tutti utilizzano per copiarsi le foto, piuttosto che la musica, eccetera, eccetera. Io da negoziante lo devo vendere, all'interno c'è la SIAE, l'IVA, il prezzo del prodotto e il guadagno. Mediamente il prezzo è di €1, ok? Tu vai in internet e li trovi a 10 centesimi. Quello è un altro mercato. Ok? Allora, ci sono associazioni di consumatori, che fanno il confronto dei prezzi mettendo a confronto il sito internet con un negoziante onesto che paga tutte le tasse. Questi, la gente chiaramente dice, ecco, il negoziante è un truffatore, è un bandito, guarda che ladro, perché è questo che ci sentiamo dire nei negozi tutti quanti, che siamo dei ladri. Noi non siamo dei ladri, cari consumatori, noi paghiamo le tasse, paghiamo tutto quello che dobbiamo pagare e non è che da €1 a 10 centesimi c'è un'illegalità, magari anche un sito internet straniero e i soldi vanno a finire magari all'estero. Poi ci sono i tagli della sanità, banditi, ci sono questo, c'è quello, c'è quell'altro, però l'illegalità, cioè spendere poco. Io tante volte faccio un esempio, ok?
Dico, tu vuoi spendere meno? Gli dico, una volta, se vi ricordate, in centro a Padova, ai Giardini dell'Arena, c'era sto smercio di biciclette. Gli faccio, va ai Giardini dell'Arena, sicuramente spenderai ancora meno, gli dico. Perché è una roba incredibile. Un attimo solo toccare questa percezione che essere furbi è bello, capito? È di moda e va bene. Io sono molto d'accordo con quello che diceva il Presidente prima, perché mi pare che ci sia un punto fondamentale, che è quello non solo del contrasto, ma anche c'è un problema di educazione alla legalità. E di informazione. Io per esempio cito sempre, quando un altro magistrato, Gherardo Colombo, viene alle nostre iniziative e parla ai giovani, perché noi per esempio stiamo concludendo una campagna nelle scuole, siamo andati in 30 istituti in tutte le province del Veneto, abbiamo parlato a circa 3.000 studenti, ma Gherardo Colombo è quello che dice, piano, adesso di che cosa parliamo? Perché guardate che quando voi viaggiate in autobus e non pagate il biglietto, o quando voi non vi fate dare la ricevuta per un caffè, rientriamo nell'ambito di quei 170 miliardi nel nostro paese di evasione fiscale che esiste oggi in Italia. Sì. Del suo contrasto, indubbiamente, di come abbiamo parlato anche fino adesso, ma anche della educazione alla legalità. Per cui io credo, per esempio, che una delle funzioni nostre come associazioni, perché a grosso modo siamo qui come tali sia sul versante del mondo del lavoro dipendente che in quello autonomo, sia quello di condurre un'azione di educazione alla legalità perché le cose che ha detto l'avvocato io sono molto d'accordo. Poi c'è un problema di certezza della pena. E li ritorniamo. Però anche qua, attenzione, non sottovalutate, magari non lo state facendo, però il tema web, perché è impalpabile, ecco, è un mercato. Baggio e poi Sommariva e poi l'avvocato. Mi collego al discorso di prima, no? Abbiamo diviso le due categorie, sesso maschile e sesso femminile. Chi acquista prodotto illegale purtroppo sono le donne, 59,5%. Le ascoltatrici che ci stanno ascoltando, abbiamo una fascia sono d'età. Loro che fanno la spesa. Ma vabbè, questo qua, abbiamo una fascia che va dai 35 ai 40 anni, 45 intorno al 40%. Ma perché le donne vanno a fare la spesa? Quindi se andiamo a vedere l'età inferiore, la gente, il discorso che dicevi te del web, la gente che comunque acquista magari adesso non so se sentite che va di moda la pubblicità che è stata fatta dal nostro ministro che dice se fumi ti fa male, mi ricollego al discorso, siamo riusciti a togliere il fumo, no? Siamo riusciti, attento a non guidare telefonando, mettiti il casco, non c'è meno che a Napoli nessuna pubblicità che vada a informare il consumatore, perché pensano che quello che stai acquistando di illegale è un problema, non è mio. Molto probabilmente nessuno a queste persone spiega che domani dove lavorano loro, il prodotto che fanno loro, guardate che stiamo parlando di pezzi di ricambi di macchine, di tutto. L'illegalità non è il prodotto, la maglieria, il cinese che abbiamo detto prima, stiamo parlando di tutti i settori dove lavori te magari. Quello che stai producendo viene fatto in modo illegalmente da un altro, con insicurezza. I dati che abbiamo, anche vogliamo dare questi dati, tutti i pezzi di ricambio, e ti posso parlare di macchine, di cose, quando succedono incidenti, chi è che non mi dice che quello che è andato dal meccanico che eventualmente non ha preso il ricambio originale, cioè è tutta la filiera e noi abbiamo anche una responsabilità civile di informare queste cose. Battuta Sommariva, voglio fare solo forse lo sapete già, c'è un portale per la ristorazione mondiale che mette in connessione turisti, viaggiatori, clienti di tutto il mondo con persone, case, disponibili ad ospitarli per pranzo o cena. Non faccio il nome perché non lo voglio promuovere. Basta andare sul sito, scoprire se la città in cui ci troviamo ha degli home restaurant a disposizione. In Veneto ce ne sono, soprattutto a Venezia, ma anche Verona, Vicenza, Treviso, San Donato, Vico d'Arzere, per dire, quindi non è solo nelle grandi metropoli. Comunicare le proprie preferenze per la cena, le date, completare il pagamento sulla piattaforma anticipato. Ho visto i prezzi, si mangia anche con 20 euro, ma pure con 70 a testa, quindi non è un problema. Quindi dice concorrenza piena, sleale. Ed è fatta, regole nessuna.
sicurezze alimentari, nessuna. Ed esiste d'ufficiale. Allora, è una delle nuove attività professionali che si stanno inventando. Per lo più. Il web è un mondo sconosciuto, è molto pericoloso. La chiamano sharing economy, abbiamo visto anche con i taxi a Milano. È un modo bello, elegante per definire un mercato parallelo abusivo. Un mercato abusivo, non parallelo. Allora, adesso do la parola a Rossi. Noi abbiamo fatto una giornata di studio proprio sul tema dell'abusivismo. E poi, se abbiamo 2 secondi, magari vi do 2 dati ma la cosa impressionante era come veniva colpito l'erario, cioè qui parliamo di 11 miliardi e 800 milioni persi per l'erario, in termini di mancato introito IVA per 3 miliardi, accise per 3 miliardi e 7, sì, perché i carburanti fanno parte, altre imposte e contributi per 4 miliardi e 4,90. Ma più danneggiato è il consumatore, dobbiamo cominciare a dire questo. No, forse non ci no, arriviamo. È vero. Ci arriviamo. No, non distingo. Però, scusate, quando si evadono 11 miliardi di imposte e ci si ritorna sempre. Sì, ho capito. Chi è danneggiato è il consumatore, su questo non c'è dubbio. Se voi poi pensate non ha certezze, non ha diritti. Sì, ma su quello non c'è dubbio e è inutile ripetere. E se voi pensate alle fasce, giustamente, pensioni inesistenti, Roma, io poi, se volete, vi do un po' di dati, il 50% delle pensioni non esistono. E noi abbiamo aperto, abbiamo tra l'altro dato i dati al Ministero della ricerca fatta con riprese, cioè seguendo, documentando, non parole. Cosa ha risposto il Ministero? Parliamo di documentazione, magari potremmo fornirvi anche i filmati, e con uno sketch iniziale fatto con i cartoni animati. Arriva un turista a Roma, viene accolto da un posteggiatore abusivo. A pensioni intendi gli hotel? Sì, penso. Per pensioni Ho riflettuto parlavamo di ricettività, per cui pensioni. subito che gli alberghi, una mezza stella, via. Cioè tu arrivi a Roma, vieni accolto da un fantomatico posteggiatore abusivo. No, ma la risposta del Ministero qual è stata? La risposta del Ministero questo l'abbiamo prospettato e stiamo cercando di far capire che il problema è grave, nel senso che viene colpito il consumatore, rischia la salute del consumatore, si innesca un meccanismo perverso dove CD, l'informatica sono colpitissimi, perché ha ragione, dice io vendo €1 e li trovano a 10 centesimi, è una roba vergognosa, secondo me però perché è impunita la cosa. Secondo me voi dite spesso che viene colpito il consumatore, la salute. Viene colpito anche il... Sì, va bene, fino a un certo punto però. Quello che a me rompe le scatole personalmente, io non faccio il commerciante, io ho un'azienda, faccio spedizioni internazionali, no? Però io subisco, di tutti i prodotti, io subisco la concorrenza di aziende italiane che hanno i loro autisti assunti in Romania, in Albania, scusatemi, non è che fanno un danno alla salute pubblica, posso dire a Roma, Baggio, fanno un danno a me, porca Eva, perché io come Luciani, se vendo un CD a €1, magari lui vuole guadagnare troppo, scherzo, però dico, se io vendo un servizio a 100 e quell'altro lo vende a 80, non è che la salute del mio ex cliente venga defraudata. Viene defraudata la mia professionalità, cioè io faccio le robe regolari e sto qua, ma come prima fa un danno a lei e ai lavoratori della home restaurant di Vigo d'Arte, non penso che gli faccia mangiare topi, gli farà mangiare anche bene, non so che uno che viene l'epatite C quando va fuori da un home restaurant, è che porca di una Eva, sto qua non paga le tasse, mentre il ristoratore di fianco paga le tasse e si vede defraudato. Prima Sommariva gli è sfuggita, parlava delle sagre, no? Le sagre sono corrette quando una volta, quando ero giovane, cioè 2000 anni fa, la sagretta durava un paio di giorni, il sabato sera si dava da mangiare polenta e baccalà, un po' di gente e finiva lì. Adesso ci sono sagre istituzionalizzate
che durano 15 giorni, dove mangiano 2 milioni di persone. Io dico, il ristoratore di fianco, ma scusa, ma io faccio una sagra anch'io, metto su una chiesa finta, un campanile e mi faccio la sagra, non pago. E poi il bello è che ti chiedono anche le deroghe, non gliele dai e ti mettono tutti contro. Non dice Luciani perché ci sono già detto sulla pelle di tutti i ristoratori, deroghe anche le sagre. Scusa, un attimo solo, siccome c'è fermi là. C'è l'avvocato, scusate, c'è l'avvocato che mi deve ancora una risposta. Chiudo, scusate un attimo. Era solo per dire, per collegarmi al discorso di prima. Non le sagre, basta. Cesare, è la risposta, Rossi, è la risposta che davo prima. Finché non sei colpito nel tuo settore, l'illegalità non ti interessa. Bravo. Adesso, colpiti tutti, Baggio, noi stiamo dicendo, perché qua quando si parla, quello che passa lo spot, scusate, per le TV, passa il sequestro di quel cosa. Ma quando il suo settore, che lo conosco anche, viene colpito, è colpito, non c'è niente, non viene pubblicizzato, ma andiamo a chiudere un imprenditore qua. Assolutamente. Allora adesso, siccome... Allora, non è giusto però. Andiamo subito in pubblicità che do la parola all'avvocato perché deve precisare ancora quanto aveva detto sposato e poi rifacciamoci al discorso delle pene. Pubblicità rapidissimi. Cesare, però hai ragione tu.